Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte formai e sa la nostra. Di nuovo eccoci qui, ben trovati a tutti e a tutte. Ciao Federica. Ciao Carletto, buongiorno. Tutto a posto? Tutto ok. Vabbè, anche oggi vi proponiamo un primo piatto. In questi giorni ci stiamo Di dedicando pesce. un po' ai primi, sì, pesce, le farfalle. Buonissima e Farfalle veloce. con salmone e l'erba cipollina. Esattamente. Gli spaghetti. Ingredienti. Prego, ingredienti. Io li devo dire. Certo che li devi dire tu. Allora, le farfalle, poi serve il salmone, Ovvio. poi l'erba cipollina, Bravo. poi serve un bicchiere di latte pure, Bravissimo. poi serve pure della cipolla. Bravissimo. Olio extravergine e un pochetto di sale. Sale, pepe a vostro piacimento, esatto. Allora, ciappone la nostro bello padilino come al solito e metto dentro il nostro sigulino tagliato bello fino, olio e la Fons Freezer. E intanto ovviamente, fregola, giusto. E intanto ovviamente con de faboer l'acqua per sbattigo dentro le nostre farfalle. Parlando di farfalle. Esatto. Una volta che la sigolo le nado, che metto dentro il nostro salmone tagliato tutti lì, metto dentro il giro appena 4 minuti, il forroso appena e che sbatto dentro il mezzo bicchiere di latte e il fumadin sa per qualche minuto se il sa amalgama bene. Quando che tu è bella densata, sta ben attento, sculon le nostre belle farfalle. Le sculon mio trovo tanto, della saga un po' della sua acqua di cottura che se è una roba del genere, sculon mio trovo tanto, le sbatto dentro e le fon saltare, mescolon bene, le fon saltare alla fine, l'erba cipollina è il nostro rit di erba cipollina, al mettiamo insieme, e il mantecon con l'erba cipollina di zon. Sì che gastare sbe, secondo me ne a po' di l'ortis, ne? Proprio, sì, ne? Cos'è l'ortis? Cos'è l'ortis? Dimmelo. Le lucertole. Le lusette, te su mette una lucertola, mamma, è l'ortis. L'Oertis. È l'Oertis. L'Oertis, tu sai che cos'è? Lo conosci? Ma certo, lo usano gli chef, non gli chef di oggi, però magari le nonne bresciane, quelle strette, quelle abituate, coglievano questa pietanza in realtà, perché è appunto una specie di asparago che si usava per fare la frittata. Hai capito? La mamma, a te capita che cucini la frittata con i l'Oertis? Mamma fa tante frittate, ma non con l'Oertis. Senza l'Oertis. Senti Francesco, ma tu di che ti occupi? Beh, di far crescere l'Oertis, ma nella vita privata in realtà sono un community manager per un team eSports. Sai cosa sono gli eSports? Cioè io compro una vocale, non ho capito una mazza di quello che hai detto. Gli sport sai cosa sono, no? Che cos'è? Che fai? Io mi occupo di comunicare al pubblico, al nostro pubblico, ai fan, cosa sono gli sports, cioè i videogiochi come competizione. Quindi lo sport, i valori classici dello sport, però applicati ai videogiochi. Hai capito, farà strada, eh? Complimenti. Speriamo. Grazie Francesco. Prego, grazie a te. Beh ragazzi, ma qui c'è un personaggione con la P maiuscola, famosissimo in tutta Brescia e non solo a Brescia, Io? No, chi? Alessandro Nulla. Che è? Così, particolare. Un po' particolare. L'Oertis. Siamo così che sono tifoso del Brescia, sono Tifoso mitico Brescia, benissimo. di Baggio. Baggio, carità, Mitico, pensione sì, ormai, però mi ha piace fatto molto. la gloria del... Esatto. Va bene, e questo è l'ambito calcistico. Beh, l'ambito culinario, l'Oertis... Mitico, vabbè, lui è mitico, il quale seguivo Baggio da tanti anni. Cosa si deve fare? Fregargli il portafoglio? Io avevo preferito di prendere la maglia, però non l'ho avuta la maglia. Vabbè, sono momentacci. Sono anche juventino, Vabbè, sei pure juventino, tu te l'hai addosso. Vabbè. No, dico, ma l'Oertis... Mi bene. piace molto. Ti piace l'Oertis? Sono buoni. Canto, io vagabondo? No, io vagabondo, che no.
Ma Dio, le sembrava lei perché le mia sa cantare. Allora è nata un po' la corrida, ma ricordi? Vabbè, io vagabondo, autobiografica che dai. Non si può fare. Va bene, dai. Dai, che capi cosa è l'Oertis? No, non lo so, non lo so. È un asparago Ah, i selvatico. Loertis, è vero, crescono spontaneamente e si possono utilizzare per fare la frittata. Ma anche la frittata, i pasta, Loertis. ma... Vabbè, noi... Risotto. Risotti, sì, vabbè, questi, Loertis. Notar comunque gonfate le nostre farfalle, Sì. ionfade e finite. Sì, erano solo da servire, mi pare. Le avevamo già scolate, le avevamo già fatte. già condite e quindi anche questo Condite? questo piatto, mamma, questo piatto si conclude qui. Grazie a voi per l'attenzione. Viva la trattoria Villa Glori, un po' meno evviva Federica. Ciao, canta. Io vagabondo che sono io. Dai che tu. Ma per carità, lasciami.